Buongiorno Presidente, la ringrazio moltissimo per la sua disponibilità nella giornata di oggi. Vorrei Piacere. farle qualche domanda per cercare di conoscere un po' meglio la figura di Ghetti. Mi sto impegnando nella realizzazione dell'inventario dell'archivio di Ghetti conservato presso l'Istituto Veneto. Questo archivio contiene tutta la documentazione che Ghetti produsse negli anni in cui venne coinvolto nel processo per il Vajont. Come lei sa, la figura di Ghetti riveste un ruolo molto importante nella vicenda del Vajont, poiché tra l'agosto del 61 e l'aprile del 62 diresse le prove su modello commissionate dalla SAVE all'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova. Lo scopo delle prove era cercare di capire quali effetti poteva avere nel bacino del Vajont, nel lago Serbatoio, la frana del versante settentrionale del Monte Toc, che a partire dal novembre del 1960 aveva dato dei segnali di instabilità molto preoccupanti. A causa delle difformità dei risultati delle prove rispetto all'evento reale, negli anni successivi al disastro Ghetti venne indagato e processato con l'accusa di aver elaborato un modello errato. Ma le due sentenze del Tribunale Penale dell'Aquila e della Corte d'Appello dell'Aquila lo assolsero da tutte le accuse con formula piena per non aver commesso il fatto. Dallo studio delle carte dell'archivio di Ghetti si evince come la sua condotta nel corso degli anni, cioè nel corso di tutte le vicende, fosse sempre stata improntata alla massima onestà e rigore. Lei, professor Rinaldo, nel 78 si è laureato con Ghetti, fu il suo maestro, lo ha conosciuto molto bene. Vorrei approfittare perciò della sua disponibilità, come l'ho detto prima, per farle qualche domanda in più, dato che presso il grande pubblico, per così dire, Ghetti è conosciuto per il suo coinvolgimento nella vicenda del Vajont, ma immagino che ci sia molto altro da dire sulla figura di Ghetti. Vorrei cominciare in primo luogo un primo gruppo di domande che riguardano l'uomo e la sua figura di studioso, per così dire. In primo luogo le chiederei di estendere un breve profilo biografico di Augusto Ghetti. Augusto Ghetti era figlio di è stato insomma, un uomo di grande importanza. Suo padre era stato direttore generale della SAVE, quindi nasceva nel mondo idroelettrico con grandi ambizioni da umanista. Era un grande umanista, aveva studiato a Venezia, studi classici, e in fondo questa sua ambizione, questa enorme cultura che aveva, la trasportava anche nella professione, fece quasi per dovere l'ingegnere. E fu una generazione segnata dalla guerra, che anche lui fu credo prigioniero anche in Grecia, e insomma ebbe un ritorno abbastanza complicato. Poi rapidamente concluso, si è lavorato con la Lode a Padova, ingegneria idraulica. La Lode era difficile da prendere, in particolare allora, e fece rapidamente carriera perché era un uomo di una cultura scientifica e generale straordinaria. Diventò professore di idraulica, fu allievo di Scimeni, un grande idraulico a cui Augusto Ghetti ha voluto bene tutta la vita, e fu maestro di tanti nell'Istituto Idraulico dell'Università di Padova, che lui volle intitolato, lui personalmente quando era direttore volle intitolato a Giovanni Poleni. Non a caso, Giovanni Poleni nel 1729 forse fu la prima cattedra di idraulica al mondo, e fu padovana, e aveva una venerazione per lui Augusto Ghetti che non manifestava continuamente, insomma. E certo l'ho conosciuto bene, lo conoscevo non solo per ragioni, ho fatto la tesi di laurea con lui e fui nel primo periodo, che poi le dirò come si era interrotto, come riprese poi, ben interrotto perché andai da lui a dirgli che volevo andare a fare il dottorato in America, perché allora il dottorato di ricerca non c'era in Italia. E Augusto Ghetti mi aiutò, parlò con Giorgio Bugliarello, trovò il modo di segnalarmi i posti che potevano funzionare, lo feci, e poi mi disse: vada, ma si ricordi, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E così non fu, insomma, in realtà poi fu un altro percorso. Lo conoscevo bene anche perché per l'amicizia di una vita che ho avuto con suo nipote, il figlio di Luigi Ghetti, suo fratello, Ottavio Ghetti, che fu mio compagno condividevamo l'appartamento a Padova negli anni dell'università, e ho avuto modo anche di andare con Ottavio Ghetti, con la Chicca, sua moglie, con mia moglie, andammo a cena anche da Ghetti in diverse occasioni poi negli anni successivi, quindi una conoscenza non occasionale, naturalmente molto formale
Ghetti non era un uomo che dava tanta confidenza, naturalmente, riservatissimo, un uomo dolcissimo, e gli ho voluto molto bene, ecco. Ed era un uomo di una cultura scientifica straordinaria, è stato per 30-40 anni, credo, il direttore della biblioteca centrale di ingegneria, e tutte le riviste, in particolare idraulica, meccanica dei fluidi, passavano per il suo tavolo e leggeva tutto. Era noto che Ghetti leggeva tutto, quindi è stata una figura realmente importante nel nostro mondo. La sua profonda cultura probabilmente ha influito anche sulla sua prosa, dato che la corrispondenza che è contenuta nell'archivio di Ghetti conservato presso l'Istituto Veneto si capisce dalla sua prosa, dalla corrispondenza, si capisce come il fatto che la sua cultura fosse veramente profondissima, la sua prosa era di una limpidezza ed eleganza veramente ammirabili. Certo. Colpisce anche in realtà la prosa del suo manuale di idraulica pubblicato nel 77 una prima volta, nell'80 la seconda volta, per i tipi della libreria Cortina di Padova. È una prosa incredibile perché unisce il rigore delle dimostrazioni con una prosa appunto di singolare limpidezza ed eleganza, e ha influito quasi sicuramente il suo profondo amore per i grandi trattatisti idraulici del passato. Tedeschi in particolare. In particolare tedeschi. Non amava gli americani. No, mi sa. Fu anche una cosa divertente perché in alcuni casi ho avuto anche la fortuna di andare tornato dall'America col dottorato, ero assistente, come si diceva allora, ricercatore, non ricordo come si chiamasse ai tempi, di idraulica, e quindi ancora le cattedre di idraulica, eccetera, e viaggiai a Pavia, mi ricordo, con Luigi Del Paus e lui. Andammo prima in Germania e poi dove a un convegno internazionale presentai io il suo lavoro di Luigi Del Paus sulla capillarità, ancora su 7 fenomeni esaminati in laboratorio, su effetti scala, un lavoro bellissimo. Lo presentavo perché era in inglese, naturalmente per me era più facile, appena finito il dottorato, eccetera. Quindi ho avuto anche occasione di vederlo in queste occasioni. Ed è sempre così, un uomo di un'autorevolezza, di una timidezza, di un'autorevolezza straordinaria, quando si apriva dolcissimo, però, ripeto. Certo. Certamente gli ho voluto molto bene. Certo. Per quanto riguarda il suo profilo di scienziato, quali furono i suoi contributi più importanti nel campo dell'ingegneria idraulica? Di Augusto Ghetti. Di Augusto Ghetti certamente gli studi sulla stabilità degli impianti idroelettrici, in particolare della regolazione degli impianti idroelettrici, certi studi anche sperimentali ma anche teorici, perché sapeva fare tutto naturalmente, Ghetti, sui cosiddetti pozzi piezometrici, che sono delle robe che si usano perché quando lei ha un sistema in cui butta giù l'acqua per migliaia di metri, come si faceva nelle grandi centrali di produzione idroelettrica che nascevano qualcosa della Sade proprio nel bacino in particolare del Piave o in derivati del bacino del Piave, quindi Fadalto, eccetera. Allora quando le butta giù quest'acqua per 1000 metri, le pressioni sono altissime, allora i fenomeni perturbativi che si generano quando si regolano le turbine, aprire o chiudere, eccetera, possono generare dei fenomeni che si chiamano di colpo d'ariete, colpo d'ariete perché è una botta tremenda, e che vanno assorbiti con dei dispositivi che si chiamano pozzi piezometrici, cioè facendo soltanto sfiatare l'eccesso di pressione verso l'alto con delle strutture anche particolari, con delle camere, eccetera. E Augusto Ghetti fece dei studi molto importanti per l'epoca e si era occupato un argomento che invece a me è molto caro, che fu ignorato perché ai tempi era considerato, non era considerato cosa, era la cosiddetta teoria del regime nei fiumi. Lui vedeva una regolarità nei fiumi che 40 anni dopo ho aiutato a vendicare. Cioè allora si riteneva che questa idea della teoria del regime dei fiumi, sul fatto che esistesse una specie di ottimalità nella struttura con cui i fiumi si regolano, lui piacevano molto i temi di idraulica fluviale, questa antica tradizione, la sua famiglia aveva una meravigliosa villa a Colalbrio, una zona in cui quelle acque correnti sono particolarmente belle ancora con la famiglia, quelle acque correnti erano veramente meravigliose, lui amava profondamente quei fenomeni e allora erano in un periodo in cui la scienza idraulica ufficiale, in particolare i grandi idraulici americani, Kennedy, Rouse, eccetera, consideravano trascurabile quel contributo, dicevano che non c'era nessuna ottimalità, il paradigma dominante è che la natura facesse cose a caso, non per necessità. E timidamente Ghetti scrisse anche una dispensa, anche molto bella, che allora insegnava al Centro Internazionale di Idrologia, di cui era direttore, che si faceva a Padova, e nessuno badò a quella. 40 anni dopo fu vendicata, dimostrando che erano quegli altri pregiudizi sbagliati, e ho il piacere e l'onore di aver contribuito a demolire la tesi avversa a quella di Augusto Ghetti.
Poi si occupò di Venezia lunghissimamente. Venezia è stata non solo la città, il suo commiato dell'insegnamento fu questa considerazione, riflessioni su Venezia espresse agli amici, che era un po' manoscritto che regalò a pochi, lo tengo in religioso, con religiosa, cosa quelle che mi dette lui con la dedica, e ha parlato di un excursus in cui la sua voce era la voce più autorevole sulle questioni dell'idraulica lagunare, e poi si è trasferita al suo allievo prediletto, che è Luigi Dal Paus, che è stato e che ancora è stato per decenni il maître à penser sulle questioni dell'idraulica lagunare. Ecco, sull'idraulica lagunare la cultura, più che i lavori che ha scritto, in realtà ha scritto anche un lavoro importante sul metodo statico per l'interpretazione dei fenomeni, la partecipazione anche civile al dibattito sulla salvaguardia di Venezia fu uno dei saggi che contribuirono al primo progetto, al concorso di idee, quello che diede spazio poi a ciò che accade dopo, il concessionario, il MOSE, eccetera, ma furono i primi a porsi il problema capendo l'essenziale, ciò che era banale capire, cioè che se il problema di Venezia era la protezione dalle acque alte eccezionali, non poteva esistere un'alternativa all'interruzione temporanea dello scambio fra la laguna e il mare. Quindi sull'idraulica lagunare Ghetti è stato il maestro di pensiero, maestro di pensiero contemporaneo per diciamo 40 anni. Questo è un po' in breve, ha fatto anche altre cose. Veniamo ora adesso alla vicenda del Vajont. Vorrei sapere se Ghetti le parlò mai personalmente della vicenda del Vajont e del suo coinvolgimento in quella vicenda, ovviamente. Mai. E sono quasi certo che non ha mai parlato neanche ai più suoi stretti collaboratori, ne parlò certamente con un altro maestro, Claudio Dattei, che lo difese. Claudio Dattei su quella bellissima storia idraulica del Vajont e fu strumentale nel supporto tecnico alla decisione che scagionò completamente Augusto Ghetti con Formula Piena, e su questo vorrei ritornare perché lì al momento, anche per la luce sinistra ovviamente di 2000 morti, insomma, non era, cioè l'idea che la scienza idraulica fosse senza basi, cioè l'idea che il modello diceva questo è quello che è successo, il modello sbagliato e tutta la cultura di quei modelli fisici fu un momento veramente, deve essere stato un momento terribile, devo dire la verità. Non l'ho vissuto, io sono nato nel 1954, avevo 9 anni quando cadde il Vajont, quindi tutte cose che ho sentito dopo. Io ho conosciuto Augusto Ghetti dopo il Vajont, mi dicono che ha cambiato anche il suo modo di porsi, la sua riservatezza è diventata ancora più riservata o quant'altro. Io ripeto, ho un'esperienza completamente diversa e quindi non posso dire, ma certamente a me non ha mai parlato, mai, eravamo vicini anche, cioè, e sono quasi sicuro che non ne abbia parlato a nessuno tranne che a Claudio Dattei. Certo. Si dice che negli ultimi minuti di vita, me lo diceva Cecilia Ghetti, la figlia che mi è molto cara, diceva che a un certo punto si dice che abbiano ammirato Claudio, perché vedo ancora Claudio Dattei, il mio rapporto complicatissimo fra i due. Però, ecco, quindi mai, la risposta è mai, la riservatezza era totale. Nell'archivio di Ghetti conservato presso l'Istituto Veneto, infatti, la corrispondenza tra Dattei e Ghetti è veramente copiosa, molto copiosa. Dattei è un altro personaggio, non dobbiamo parlare di Dattei oggi, ma Dattei è un personaggio straordinario. Certo. È proprio... Certo. E torneremo poi, se lei ritiene, a parlare della questione tecnica fondamentale sulla comprensione di cosa era successo, del perché, e che il modello non aveva detto quello che avrebbe dovuto dire, che è veramente chiaro. Claudio Dattei fece un modello delle frane, cioè un modello semplificato. Modello delle frane. No, un modello idraulico, fisico delle frane del bacino lo fece Augusto Ghetti. Quello che per indirizzare la riflessione fece Claudio Dattei era un modello matematico esatto di un certo profilo che grosso modo aveva le dimensioni della frana, per calcolare quanto tempo avrebbe dovuto impiegare per cadere. La famosa questione del tempo di caduta, che è la questione centrale, quella che ha risolto tutto, quella che ha spiegato tutto. E ha spiegato la tragedia che accadde, perché il volume della frana era grosso modo identificato correttamente dai geologi. Quindi con uno schema semplificato ma analitico, le considerazioni che fece Dattei furono importantissime, poi quelle anche di altri, il famoso geomeccanico austriaco che era bravissimo, eccetera, che entrò anche nella questione. Leopold Müller. Müller, naturalmente, che magari che non era grosso da grande, ma era il geomeccanico per antonomasia. Quindi, e lì la questione centrale era proprio quella, il modello che venne fatto, commissionato dalla SADE all'Istituto Veneto, per un riflesso, all'Istituto Idraulica, dell'allora Istituto Idraulica
dell'Università di Padova, che è ancora il mio istituto, adesso è diventato parte di un dipartimento universitario, però è dove vivo, le stanze sono quelle, sono sempre le stesse, insomma. Ed era il modello delle frane, appunto, entro il bacino. Il problema era che il volume della frana era grosso modo identificato. In questi casi cosa si fa? Si fanno dei modelli in scala ridotta, cioè vuol dire che lei riproduce la geometria della diga per poterla maneggiare una dimensione tipo questo tavolo, un po' di più, insomma. E in proporzione viene ridotta con una scala geometrica che è esatta, che è legata a quella, che è legata a certe approssimazioni che la teoria dei modelli fa, che riduce anche la dimensione di quello che lei butta dentro l'osservatorio, per effetto. Però quello che è fondamentale, che si rivelò poi fondamentale, era la velocità con cui questo volume, identificato in maniera corretta, impiegava per cadere nel bacino. E l'onda che generava veniva osservata. Allora c'era modo di legare l'effetto determinato e osservato nel modello a quello che sarebbe accaduto nel reale. Allora è evidente che avevano dato un tempo di caduta a Getty di X minuti. Di 5-8 minuti. Sì, 5-8 minuti, c'era una roba di questo genere, insomma adesso, perché poi ci sono tecnicalità anche su questo, ma dicevo, se fosse X il tempo di caduta che aveva dato, Getty provò fino a X decimi, se non sbaglio. Cioè provò 1 o 2 minuti. 1 o 2 minuti, molto di meno. E quello che accadeva le buttava dentro questa roba e questo schizzetto d'acqua se era niente. Allora, quando accade invece quello che accadde, e nessuno sapeva quanto tempo aveva impiegato questa massa a finire dentro il lago, allora mi detto, ma scusa, hai buttato ghiaia invece che cosa era impermeabile, non è impermeabile, hai sbagliato materiale, questi modelli non dicono roba che non c'entrano niente, non funzionano niente. Cioè, il dubbio fu totale. Allora quello che Augusto Getty fece, a sue spese, rimise in piedi il modello e fu Ettore Lippe, fu il suo braccio destro in questa operazione, che era il tecnico laureato dell'università, che è una storia anche antica di frequentazioni con le famiglie idrauliche, al quale ha laureato poi in ingegneria idraulica pur tardi, era un profugo istriano e che ricordo molto bene, ricordo con affetto, e rimisero in piedi il modello, provarono, e quello che accade, semplificando e abbreviando, è sostanzialmente questo, cioè quando il tempo di caduta veniva ridotto al tempo che aveva provato Getty, rifatta la prova, faceva la stessa cosa. Certo. Venne ridotto progressivamente, e quando il tempo diventò un tempo che pareva impossibile, dell'ordine di pochi secondi, cioè una caduta da 200 km all'ora su questa roba, il fenomeno venne riprodotto perfettamente, certo. Indipendentemente dal materiale che lei usava. Certo. Quindi Getty dimostrò che non era un problema del materiale che lei usava per questa roba, quando una velocità di caduta di quel genere, avere ghiaia, sabbia o comunque altro non cambiava niente, era il volume che contava, che entrava nel serbatoio. Seconda cosa, che il fenomeno era riproducibile se fosse stato dato un tempo di caduta ragionevole, e questo non accadde perché dalla SADE, dati della SADE erano incompleti, ma anche per i limiti della conoscenza del tempo, della conoscenza geologica del tempo, non tanto geologica quanto proprio fluidodinamica. Quello che accade è che in realtà quando un corpo saturo, tutti sanno che la condizione di massima instabilità di un pendio è lo svaso rapido, perché lei ha ancora l'acqua dentro che destabilizza e non ha più l'effetto di contenimento che l'acqua dà su questa roba. Però quello che non si immaginava che accadesse è che quando si generano quelle fratture, che evidentemente le faglie erano già molto ben sviluppate, erano piene d'acqua, nel muoversi questa roba con delle pressioni spaventose, generava una specie di vapore in pressione che faceva da lubrificante di questa roba. Quindi i coefficienti che Datei calcolò allora, e che furono parte degli atti dei probanti, in un modello esatto ma semplificato, cioè era uno spicchio di cerchio che scendeva col volume circa quello giusto, e l'idea, la stima dei coefficienti che viene fatta per modi indipendenti tornava, erano come se fosse ghiaccio, un coefficiente di attrito che è completamente diverso, che ha cambiato gli standard con cui la sicurezza delle frane nelle dighe sono state fatte in tutto il mondo. Quindi questo non si sapeva, erano i limiti della conoscenza umana, e forse era hubris degli ingegneri di quel tempo di pensare di essere onnipotenti. La natura ha sempre un modo di vendicarsi. Non di Carlo Semenza, però, l'ingegnere progettista e costruttore della diga. Che morì prima, però. Morì il 31 di ottobre del 61. Lei è un'enciclopedia viaggiante, non ricordo, ma ricordo che morì prima. Quello è il fatto. Forse sì, con l'autorevolezza che aveva, forse
non sarebbe successo. Infatti, fu lui infatti a prendere due essenziali provvedimenti dopo il 4 di novembre del 60, la prima grande frana all'interno del bacino del Vajont. Sì, quella prima che accade, il segno premonitore c'era stato. Infatti, lui prese due provvedimenti. Il primo fu la costruzione della galleria di Sorpasso, quello che avrebbe dovuto passare fuori. Infatti, cioè garantire la continuità tra i due laghi che ci sarebbero formati in seguito alla frana del Monte. Non sarebbe bastata lo stesso. Non sarebbe bastata, comunque a lui venne in mente questa idea, ma fu sua anche l'idea di proporre all'Istituto di Idraulica le prove sul modello. Fu sua, infatti fu Carlo Semenza che inviò una lettera il 31 gennaio del 1961 a Francesco Marzolo e per conoscenza ad Augusto Ghetti, e nello stesso mese avvenne una riunione tra Francesco Marzolo, Augusto Ghetti, Carlo Semenza e altri ingegneri della SADE, tra cui Mario Pancini, nel quale decisero ufficialmente di eseguire le prove sul modello nel CIM di Nove, del Centro Modelli Idraulici di Nove. La storia non si fa naturalmente con i sei, con i manni, si fa facendo ipotesi eccetera. Io penso che se fosse stato vivo Semenza non avrebbe svasato la diga rapidamente. Ma certamente di no, infatti questo è stato un errore clamoroso, perché tanto poco ma ha accelerato il processo. Mi ricordo che Claudio Dattei nel libro sulla storia idraulica del Vajont dice una cosa molto interessante nella sua lapidarietà, cioè nel periodo in cui era vivo Carlo Semenza prevalse in qualche modo una cultura della sicurezza, ma quando morì Carlo Semenza e venne sostituito da Biadene prevalse una cultura aziendale. E hanno duramente pagato. Infatti, loro e noi, Ghetti in seguito alla spedizione della famosa prelazione delle prove sul modello del 3 luglio anche 62, nei casi più deprecati, finiva così. Quello fu strano, perché deprecati perché si riteneva impossibile che un ente di quella cultura eccetera sbagliasse così clamorosamente l'effetto. Insomma, col senno di poi non si fa la storia. La SADE non provvide a inviare la relazione di Ghetti al servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici, come come avrebbe dovuto accadere nel seguire il normale iter burocratico. E inoltre Ghetti non sentì mai più parlare del Vajont fino alla data del disastro, quindi non seppe che in realtà prima la SADE e poi l'Enel provvide a eseguire un programma intensivo di disvasi che alla fine compromisero definitivamente la stabilità del versante settentrionale del Monte Toc. Ma tacciamo solo per rispetto al dolore che ha causato a quelli che si tolsero la vita, molto, eccetera. Certamente la figura di Augusto Ghetti è uscita completamente vendicata da questo. E con lui l'arte idraulica in generale, insomma, di questo ne siamo orgogliosi. Insomma. E questo, ripeto, è il contributo anche dei nostri Claudio Dattei, che lo sostenne teoricamente, Müller che diede i pareri sperimentali cogenti che dimostrarono che c'erano due verifiche indipendenti, quella teorica e quella sperimentale, sulla velocità con cui era scesa questa massa nella cosa. Il fatto che il modello riproducesse quei fenomeni quando si metteva un tempo di caduta, che era quello vero, che è una cosa fondamentale. Quindi l'arte idraulica e Augusto Ghetti uscirono giganti, provati da anni di esecrazione e con tante cose che sono successe, insomma, dalle relazioni rubate in istituto, sparite, pubblicate sull'Unità, eccetera. Sì, il 12 luglio del 63, qualche giorno dopo. Io non c'ero, avevo 9 anni, quindi non posso, lo so, lo vedo dopo. Certamente fa impressione immaginare quando ci fu il progetto e c'era qualcuno che parlava anche di riabilitazione, in questo caso del servitore civile che portava questa roba, eccetera. Io faccio fatica a dire che uno che il giorno dopo la prescrizione disse sì, l'ho fatto io avendo negato fino a un minuto prima, francamente, però questa sono... Ma in realtà l'autore del furto della relazione, cioè che avvenne il 12 luglio del 63, era un tecnico, ma in realtà solo nel 2001, cioè quasi 40 anni dopo il disastro, in un'intervista a prescrizione avvenuta, ma soltanto nel 2001 egli ammise in un'intervista al Corriere delle Alpi del 7 di novembre di essere stato autore, dopo averlo negato, sapeva me. L'intervista, cioè gli fecero l'intervista e lo ammise nell'intervista in seguito all'uscita del film di Renzo Martinelli sul Vajont. Anche questo è un po'... Sì, ma le ricostruzioni sono queste, certamente le ricostruzioni martinelliane e paoliniane sulla figura di Ghetti, che in qualche maniera era accusato di essere succube della SADE perché suo padre ne era stato direttore generale, è falsa, conclamatamente falsa. E questo fu riabilitato 100.000 volte. In realtà quella
quella compunzione, quel rispetto, quel riservo, quella competenza che portò, con cui si difese, lo disse in quelle considerazioni agli amici quando lasciando l'insegnamento, fu la lezione più bella della sua vita, quella che fece all'Aquila. La lezione più bella della sua vita. C'è un'altra cosa che mi interesserebbe sapere. Lei sa per caso come reagiva Ghetti alla sua cattiva pubblicità? Cioè come reagiva agli articoli pubblicati sui giornali su di lui, che spesso erano diffamatori? Pensiamo a quelli pubblicati sul furto della relazione, che diedero un'immagine falsa della realtà, ma anche durante il processo, mentre Ghetti venne interrogato nel marzo del 68 dai giudici dell'Aquila, la ricostruzione dei giornalisti non fu proprio veritiera. No, lei sa per caso come reagiva certamente no, non con i suoi collaboratori, non con noi, non lo faceva, la riserva era totale, la riservatezza di Augusto Ghetti era straordinaria, era totale. Immagino che sia stato un grande peso a portare, insomma, ecco. Certamente però la fede del fatto che la sua scienza era quella giusta e che sarebbe riuscito a farlo non è mai mancata, insomma, anche nei momenti più bui, insomma, e per questo va ammirato enormemente, ecco. Certo. Ho un ultimo paio di domande, poi la ringrazio, grazie. Parlavamo delle conclusioni della difesa Ghetti. Le conclusioni della difesa di Ghetti influirono molto in realtà, in seguito agli anni del processo, sull'ingegneria idraulica. Ah sì. Come influirono? Questo ha spazzato via l'industria idroelettrica italiana, che era punta del mondo, sparì. Lei ha detto qualche minuto fa che costrinsero alla modifica dei regolamenti di tutte le dighe del mondo. Nel senso che i tempi di caduta, cioè i coefficienti di attrito con cui viene calcolato il modo in cui una frana può precipitare in un bacino, sono stati ridotti clamorosamente per effetto di questa roba. Nessuno sapeva che c'è questa specie di fenomeno, questa specie di pressurizzazione che fa cambiare fase all'acqua, che la rende più scivolosa di un cosa. Questo ha fatto cambiare per sicurezza, ha fatto abbassare, aumentare i coefficienti di sicurezza, detto così, nei regolamenti di dighe di tutto il mondo. Sì. Un'altra domanda che mi piacerebbe farle è questa. Ghetti ebbe un rapporto molto stretto con l'Istituto Veneto. Certo, fu presidente per 2 trienni, dal 1985 al 1991, prima venne nominato vicepresidente nel 1982. Il suo rapporto con l'Istituto Veneto in realtà cominciò quando negli anni 50, se non erro, pubblicò alcuni saggi negli atti dell'Istituto Veneto. Sì, certo. Inoltre venne nominato socio corrispondente nel 58 e 10 anni dopo, nel bel mezzo del processo al Tribunale Penale dell'Aquila, venne nominato socio effettivo. E questo, guardi, è un segnale importante. La nostra è una comunità, non c'ero allora, ma la nostra è una comunità molto spietata, quel riconoscimento in quel momento significa che la comunità aveva riconosciuto in Augusto Ghetti quella innocenza profonda, vera, essenziale, che non era a fronte di 2000 morti non è facile, non è facile. E la vigliaccheria istituzionale è sempre serpeggiante. Insomma, quello fu un grande segnale, sì. È stato un grande presidente dell'Istituto Veneto, l'ho fatto per anni, poi la malattia aveva già cominciato ad avere io ero già comparso, sono diventato socio dell'istituto durante il periodo Benvenuti, allora, che fu successivo al suo. Però certamente ho cominciato a occuparmi dell'Istituto Veneto ai tempi in cui era Ghetti presidente. L'idea delle scuole estive sull'environmental dynamics, sulla dinamica ambientale che abbiamo messo allora, fu Ghetti a chiedermi di occuparmene. Allora ero un ricercatore, ero appena arrivato, insomma. Quindi, e certamente si è dedicato in maniera centrale, ha portato una centralità straordinaria dell'Istituto Veneto sul dibattito per Venezia. Grandi convegni, quelli con Visentini, quelli che vennero fatti sulle prospettive di Venezia, i cui atti sono importanti. La commissione dell'Istituto Veneto sulla salvaguardia di Venezia fu attiva per anni ed è l'anima. Era Augusto Ghetti, si formò perché la scuola Luigi Dal Paus, il suo allievo prediletto, professore di idraulica, che poi presi un'altra strada. Io diventai allievo di Claudio Datei, dopo tornato dall'America, e diventai professore di costruzione idraulica. Quindi in queste liturgie strane degli accademici ci sono due settori diversi, insomma. Però Luigi Dal Paus, che è stato l'allievo del cuore, insomma, cui era legato più di tutti e che ha manifestato sempre un affetto e un rispetto fino all'ultimo
per Augusto Ghetti veramente ammirevole, diventarono il centro di conoscenza dell'idraulica lagunare più importante al mondo, con qualche frangia di qualche olandese di Delft, ma insomma però l'idraulica lagunare si conosce a Padova come in nessun altro posto del mondo. Insomma, ecco. Certo, certo. Bene, la ringrazio moltissimo, La Presidente, ringrazio del io. tempo che mi ha concesso. È un Grazie. piacere, grazie mille.